Amici e amiche di Sicile Magazine, well-being, well-doing, welfare. No, non è una frase esistenziale di quelle che si incontrano in giro per internet, ma il nome dell'evento organizzato da Plurimpresa e Compagnia delle Opere, un momento di divulgazione e confronto con le aziende del territorio. Venite con me. Abbiamo colto diciamo così, lo spunto di Compagnia delle Opere, che è un'associazione di imprenditori di cui facciamo parte, per mettere in campo alcune iniziative di informazione sull'imprenditoria, quindi tra gli imprenditori del territorio. In un momento di difficoltà e di inflazione come quello presente c'è la possibilità di retribuire meglio i dipendenti, non gravando sulla tassazione delle imprese e aumentando il potere d'acquisto. I dipendenti, quando cercano un posto di lavoro, non attenzionano più solamente l'aspetto retributivo, ma attenzionano il clima aziendale. E quindi il sistema di welfare, che consente di aumentare il sistema della parte retributiva e di coniugare anche convenzioni, sistema rimborsuale, tutta una serie di incentivazioni anche appunto al miglioramento del livello di benessere dei dipendenti, aiuta l'impresa appunto a migliorare queste condizioni di benessere e allo stesso tempo a mantenere il dipendente in azienda in maniera più gratificata e anche più produttiva. In quanto associazione imprenditoriale abbiamo il compito di supportare le imprese del territorio per far sì che possano condividere i loro talenti e le loro qualità con quelle che sono le aziende e i servizi che li riguardano. Noi siamo un contenitore d'eccellenza che prova a mettere in relazione all'interno di un networking di qualità possibilità che oggi più che mai servono. Siamo in un momento post-pandemico e quindi dobbiamo adottare tutte le armi possibili per far lavorare queste imprese, e ce n'è tante imprese siciliane eccellenti.